Benvenuti da Mimmo Vita a questo nuovo incontro di Veneto Agricoltura Channel che quest'oggi abbiamo qui con Nicola Severini che presso Veneto Agricoltura segue l'area economica insieme con tutto lo staff dell'area economica di Veneto Agricoltura. In particolare lui si interessa di pesca. Perché qui? Perché da oggi cominciamo per questa settimana un percorso quotidiano verso la grande analisi finale che vi proporremo la settimana prossima della sintesi sull'andamento congiunturale dell'agricoltura nel 2020. Per dire che cosa? Noi vi daremo i numeri di come è andata l'agricoltura veneta l'anno scorso. Lo facciamo tutti gli anni come Veneto Agricoltura. Normalmente facevamo una grande conferenza stampa, non ci sono appunto per motivi Covid le condizioni per farlo, allora abbiamo deciso questo percorso. Loro stanno lavorando in questo periodo ancora non abbiamo tutti i numeri perfetti, per cui per quello noi ve li daremo solo la settimana prossima, però di alcune aree, oggi vi parleremo di pesca, di alcune aree siamo in grado di farvi delle anticipazioni. Allora Nicola Severini, dottor Nicola Severini, cortesemente, ecco, com'è andata la pesca veneta nel 2020? Buonasera. Allora, la pesca, come vari comparti dell'agroalimentare nazionale veneto, ha risentito della pandemia da Covid. In questo caso, chiaramente, se vediamo i numeri Istat per quanto riguarda la produzione di beni e servizi della branca della pesca e dell'acquacoltura della nostra regione, nel 2020 segna quasi 158 milioni e un arretramento dell'11,7%. Per quanto riguarda la stessa branca della pesca regionale, incide per il 2,5% su tutto il primario veneto. Per quanto riguarda la struttura che caratterizza il settore ittico veneto, per quanto riguarda le imprese che sono devolute alla produzione primaria, quindi quelle che fanno pesca e acquacoltura, nel loro insieme sono 3.137 imprese e si registra un aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Quindi questo è un dato positivo perché mi pareva ci fosse un calo. No, le imprese per la pesca sono in leggero aumento, infatti per la pesca aumentano dell'1,5% e per l'acquacoltura dell'1,4%. L'insieme delle imprese, considerando anche quelle che sono dedite alla parte della commercializzazione, della trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici, si arriva a un totale di 3.837 imprese, con un aumento annuo dello 0,9%. Di queste imprese il 75% è costituito da imprese individuali, quindi si parla di piccole imprese, non di società ben strutturate. Per quanto riguarda invece l'occupazione della filiera ittica, il numero di occupati nell'ultimo anno rimane stabile rispetto all'anno precedente e si censiscono 7.235 unità, dei quali 1 su 2 lavora nella produzione primaria, quindi pesca e acquacoltura. Noi in questi giorni abbiamo avuto una protesta da parte del settore pesca, ecco, come si possono incrociare, diciamo, i dati della protesta con quelli che finirà di dirci adesso? Sì, la protesta simbolica, ma nemmeno tanto meno, perché il settore della pesca marittima del Veneto è in piena crisi, in quanto oltre ai problemi che si sono avuti con la pandemia da Covid, si registra un'ulteriore stretta da parte della Comunità Europea delle giornate di pesca. Quindi, oltre al fermo pesca normalmente che avviene ogni anno in estate, si vogliono aggiungere delle ulteriori giornate di fermo pesca. In questo caso le aziende ittiche non riuscirebbero più a portare lo stipendio a casa in maniera decente. Dottor Severini, in conclusione? In conclusione abbiamo che la flotta è in leggero aumento dello 0,5%. Per quanto riguarda i transiti complessivi dei mercati abbiamo dei cali che per quanto riguarda i quantitativi sull'ordine del 17,6%, in valuta invece del 13,11%. In forte calo anche i cogevo che sono devoluti alla produzione dei molluschi bivalvi di mare, in quel caso la produzione tende a calare del 37,6% rispetto all'anno precedente,
mentre aumenta ancora il disavanzo della bilancia pubblica, quindi la differenza tra l'esportazione e l'importazione, che in Veneto si assesta intorno ai 218 milioni di euro. Allora, vedete, un comparto in difficoltà, l'abbiamo detto, ma un comparto però dinamico, con numeri anche significativi e importanti, certamente per tutto l'Alto Adriatico. Grazie a Nicola Severini. Prego. L'appuntamento, innanzitutto saluti anche da Mimmo Vita, l'appuntamento è a domani stessa ora con un nuovo comparto verso questa settimana che noi abbiamo chiamato settimana della congiuntura, verso il report finale della settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci.